Il Venezuela ha liberato la notte di Natale 99 detenuti nelle sue carceri, ma purtroppo non ancora il nostro connazionale Alberto Trentini, che quindi rimane in prigione per il suo secondo Natale, senza alcun capo di imputazione. Ora in campo sembrano esserci però più trattative. La telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha donato in un momento difficile ai genitori un po' di luce e l'associazione Articolo 21 ha lanciato la grande iniziativa ad Assisi in piazza il 1° gennaio per una grande mobilitazione il primo giorno del 2026. Il coordinatore nazionale dell'associazione, il giornalista veneziano Giuseppe Giulietti, ha auspicato anche l'intervento del Vaticano per una mediazione che possa liberare al più presto, grazie alla diplomazia della Santa Sede, Alberto Trentini. Questa mattina abbiamo portato gli auguri e la solidarietà di Articolo 21 alla famiglia Trentini, i genitori di Alberto, il cooperante italiano che senza imputazione alcuna sta ancora in un carcere del Venezuela, secondo Natale che passerà in quel carcere. La famiglia ringrazia quanti continuano a reclamare la sua libertà, ma ringrazia soprattutto il presidente Mattarella, che nella sua telefonata, la terza telefonata nel corso dell'anno, ha manifestato solidarietà, affetto, partecipazione. C'è poi una nuova speranza per Alberto Trentini, che si chiama Alberto Rafael López Moreno, venezuelano di origine ma trapiantato a Vienna, ambasciatore presso l'ONU. López da qualche giorno ha raggiunto il paese sudamericano con l'obiettivo di spalancare le porte del carcere Rodeo in cui si trova il nostro cooperante del Lido da più di 400 giorni, in mano anche una lettera scritta a Maduro dalla mamma di Alberto. La missione è promossa con il sostegno dell'ONU, dell'Organizzazione per lo sviluppo delle relazioni diplomatiche, dell'Organizzazione internazionale per i diritti umani e della Santa Sede, ed è facilitata dalla fitta rete di relazioni che lo stesso López ha nel suo paese di origine. E anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha ricordato Alberto Trentini nel suo videomessaggio di auguri natalizio. Che arrivi il nostro messaggio di grande vicinanza, corale della città, e speriamo che quanto prima possa essere liberato e possa riabbracciare i propri genitori e i propri amici.